comune che c'è il Venezia che è in Serie A2, ho sentito appunto che c'è in Serie A, chiedo scusa dell'ignoranza, è colpa, qualche volta è colpa anche del fatto che drammaticamente viviamo in un contesto sportivo nel quale il calcio occupa sostanzialmente gran parte degli spazi mediatici, ma quando si parla di calcio si riferisce sempre, quasi sempre, esclusivamente alle 4-5 società più prestigiose, quelle che hanno il maggior numero di tifosi, eccetera. Per cui siamo in una sorta di monocultura calcistica che però in realtà non dà nemmeno tanto spazio al calcio, quello praticato, al calcio, quello delle tante società a livello dilettantistico, la grande partecipazione, della grande attenzione che c'è soprattutto da parte dell'universo femminile nei confronti del soccer, che magari fa più fatica a sfondare il campo maschile. Ecco, forse in Italia da questo punto di vista siamo all'inizio di un percorso e certamente è un percorso che viene agevolato anche da iniziative di promozione come questa. Poi quando si vestiva, come viene ricordato da tutti, poi alla fine le ragazze che partecipano al torneo partecipano anche alla crociera, per cui 24 ore su 24 hanno modo di confrontarsi sul campo da gioco, ma hanno modo di confrontarsi fuori del campo da gioco e quindi di arricchire la propria esperienza individuale attraverso le relazioni sociali e anche lo spettacolo. Il torneo ci sono, l'anno scorso c'era un testimone come Katia Ricciarelli, quest'anno una testimonial e una cantante come Dolce Nera, che sarà certamente in grado di riempire i 2000 posti del teatro Granata. Io credo che quindi riuscire a unire questa bella sinergia, lo sport, il benessere, il divertimento, il tempo libero e la cultura e lo spettacolo rappresenti una stimolo, un piccolo stimolo nei confronti di MSC Crociere, visto che siamo ospiti di MSC Crociere. Noi viviamo in un territorio che è assolutamente importante, all'interno del quale ci sono delle realtà sportive importanti che molto spesso faticano a trovare adeguate sponsorizzazioni e sostegni da parte di soggetti che poi comunque patrocinio del coro provinciale, al patrocinio dell'amministrazione provinciale. Colgo l'occasione per portare i saluti della Presidente Francesca Zaccariotto. Speriamo che in futuro ci siano sempre più disponibilità anche da parte di importanti partner quali possono essere l'MSC Crociere, ad esempio, a sostenere lo sport, perché purtroppo di questi tempi le amministrazioni, le istituzioni da sole non possono farcela a sostenere il peso dello sport. Quindi credo che i privati, accanto a iniziative importanti per la promozione come questa, possono trovare anche occasioni di promozione delle proprie attività private attraverso il meraviglioso veicolo dello sport, in particolare, consentitelo, quello veneziano. Grazie. Grazie Raffaele Speranzon, assessore, dicevi non allo spettacolo ma alla cultura, sì anche, no l'avevo ricordato, sai, allora evidentemente forse ti era sfuggito. Ah, fai sempre, no, allora io mi soffermo invece sull'aspetto della cultura, perché a me fa molto piacere invece che venga sempre abbinata appunto la cultura, a volte si dice il fair play, si inizia anche dalle cose semplici, facendo sembrare ovvio quello che a volte diventa invece un problema dove si dibatte sulla correttezza fondamentale. Sono anche un motivo di crescita, di guida anche per le ragazze. Presento a Renato Longega, allenatore del calcio femminile Valpolino Verona. Non tanto per i suoi risultati, per prima l'abbiamo detto vice campione d'Italia, ma per le tante ragazze che ha formato, e poi ne parleremo, addirittura 5 attualmente in nazionale, quindi complimenti. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, per me è un onore essere qui, anche perché come tutti gli allenatori, come tutte le persone di sport, il calcio fa parte della mia vita. E parlando della formazione delle ragazze, direi che noi a Vardolino abbiamo 2 giocatrici in Under 17 e tutto questo direi ci ha portato in questi anni a portare lo
sport femminile in giro per l'Europa. Non a caso negli ultimi 4 anni abbiamo vinto 3 campionati, 3 Supercoppe, 3 Coppe Italia, 2 Coppe disciplina, e abbiamo fatto una semifinale e un quarto di finale di Champions League, andandoci a scontrare contro dei mostri sacri del calcio europeo, dove girano milioni e milioni di euro di sponsorizzazioni, si diceva prima. Noi purtroppo dobbiamo fare con i nostri piccoli bilanci e dobbiamo fare sul lavoro, sulle motivazioni e sulla voglia e la passione di crescere. Grazie mister. Io chiamo ora Guida nel nostro palcoscenico per un altro saluto istituzionale, patrocinante appunto dell'iniziativa. A lei quindi il microfono per questo saluto ufficiale. Sì, le lodi alla manifestazione ormai le hanno già fatte tutti. Non c'è nulla da aggiungere, penso che sia un'iniziativa importante perché abbinare sport e divertimento vuol dire coinvolgere sicuramente non solo chi lo sport pratica, ma anche le mogli, vuol dire coinvolgere i bambini, vuol dire fare un momento di aggregazione dove tutti insieme possono fare una vacanza alternativa. Bravi agli organizzatori e complimenti e auguri per questa manifestazione. Grazie. E poi abbiamo il vicepresidente vicario. A lei il microfono, venga, a lei il microfono appunto per il saluto ufficiale. Ho sentito tante cose in questa conferenza stampa veramente interessanti. Giustamente la Pieruzza diceva eravamo molto meravigliati di dover dare il patrocinio a delle società sportive comunque che svolgevano una certa attività in modo molto difforme da quella tradizionale. Ci abbiamo creduto e abbiamo avuto forse l'assessore della regione Veneto, che è tanto vero però che abbiamo abbandonato quello che per noi come CONI è la fase fondamentale, la scuola primaria, perché non fare più calcio, oppure parlare anche con i genitori perché nel proseguo dell'attività abbiano comportamenti più decenti nei vari campi di gioco, perché vediamo alle volte come si comportano i genitori dei bambini. Non è una critica, è un invito che faccio all'assessore, anche se non è l'assessore competente. Per quanto riguarda invece la vostra performance, noi abbiamo già avuto una grande calciatrice a Venezia, che è Carolina Morace, che è stata anche direttrice tecnica della federazione. Auguro a tutti vento in poppa e mare calmo. Grazie per questo intervento, la vostra iniziativa, la nostra. Naturalmente noi vogliamo coinvolgere chiaramente tutti e che tutti si sentano, al di là dei capitani o meno, dei comandanti o meno, si sentano partecipi. MSC Crociere, l'abbiamo tante volte elogiata e noi vogliamo sentire anche la voce ufficiale, Marco Vedovato. A sorpresa, perché queste sono naturalmente le belle situazioni. Marco, a te il piacere di un saluto ufficiale. Allora, grazie di essere a bordo a nome mio e dell'azienda MSC. Siamo ben lieti di ospitare questo evento sportivo, anche per far capire ai nostri clienti quanto siamo vicini al mondo sportivo in generale. Grazie ancora e ci vediamo in crociera. Grazie naturalmente da Artemio Scardicchio, le cui telecamere, tra l'altro lo dico anche in anticipo a quelle che sono le rappresentanze delle squadre, saranno presenti a bordo, quindi a Genova per la partenza del 6 di giugno prossimo, o anche delle interviste. Io non lo so se magari siamo anche già pronti possiamo farlo, perché così mentre io presento questa iniziativa abbiamo modo di vedere anche quelle che saranno delle immagini sicuramente riproposte, magari anche migliori